Bene, tra tutte le persone che si sono date da fare per questa iniziativa, quando Expo o Expo, che non so mai come pronunciarlo, c'è una persona che ha lavorato a un impegno esemplare, non voglio innalzare altare nessuno, ma è la verità, visto che io sono un imprenditore, quindi guardo molto al concreto, che insieme con la sua squadra fondamentale in ogni grande impresa ha lavorato molto affinché Milano diventasse la capitale naturale di questo Expo qui, impostando tutto il suo lavoro per quello che io ho visto fino ad oggi per i discorsi tecnici su concetti come la solidarietà internazionale e che attraverso il tema Feed the Planet, Energy for Life, quindi prendendosi una grande responsabilità, io vorrei dire grande, ha portato l'Expo in questa città. E accoglierei con un grande applauso il sindaco di Milano, Letizia Moratti. lavoro di impostare l'esposizione completamente diversa dalle esposizioni che si sono svolte fino ad oggi. Io vorrei tracciare solo brevemente le linee degli obiettivi che noi ci siamo dati con questa esposizione e darvi conto di quanto stiamo facendo. Obiettivi della volontà di avere l'esposizione a Milano sono stati quelli di pensare a Expo come uno strumento per rafforzare, consolidare o aprire nuove relazioni culturali, scientifiche ed economiche, bilaterali, quindi paese per paese. Questo è il primo grande obiettivo. Il secondo obiettivo è quello di lavorare a un'esposizione che potesse dare non solo a Milano, ma a tutto il paese la stessa opportunità. Quindi creare delle reti nel paese che potessero rafforzare nello stesso modo le relazioni bilaterali, economiche, scientifiche e culturali. Terzo obiettivo, come è stato ricordato, solidarietà internazionale. Naturalmente in maniera particolare per i paesi di sviluppo, per i paesi in transizione e per i paesi vulnerabili. Quindi con questi, suddivisioni, se posso dire, tutti i paesi, progetti di solidarietà internazionale concreti per dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi del millennio che scavano nel 2015, naturalmente il primo tra tutti, il primo obiettivo, radicare la fame e la povertà nel mondo, che è fortemente collegato al tema Expo. Cosa stiamo facendo per portare avanti questi obiettivi? Per portare avanti il primo obiettivo stiamo creando quindi relazioni bilaterali, stiamo creando occasioni di incontro paese per paese a Milano attraverso country presentation, giornate dedicate alla conoscenza reciproca o settimane dedicate alla conoscenza reciproca. Stiamo utilizzando Promos, quindi la Camera del Commercio per la parte internazionale, che direttamente e con i propri uffici internazionali ci sta dando un supporto anche per presentazioni nei diversi paesi delle nostre opportunità
capacità, delle nostre eccellenze, delle nostre conoscenze, delle nostre capacità, in modo da, come ho detto prima, consolidare, rafforzare o aprire nuove opportunità. Stiamo lavorando con questo per quanto riguarda il primo obiettivo, quindi bilaterali, incontri, settimane, presentazioni, secondo l'interesse del Paese che mostra nei confronti della nostra città, della nostra realtà